Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo qui dai nostri studi di Vittorio Veneto per quello che ormai è diventato un appuntamento tradizionale con Se cantassimo il Natale, un concerto virtuale, un quadro composito e variegato di brani proposti dalle realtà corali del nostro territorio. Questo progetto, che ormai portiamo avanti da qualche anno, viene realizzato grazie alla collaborazione tra ASAC Veneto, l'associazione per lo sviluppo delle attività corali, in particolare dalla Consulta di Treviso, in collaborazione appunto con la Tenda TV, la nostra emittente televisiva. Quello di oggi sarà un po', appunto, come vi dicevo prima, un concerto virtuale. Andremo ad ascoltare tutti i brani che vi abbiamo proposto nel periodo natalizio, un brano al giorno, una goccia giorno dopo giorno, appunto, per trascorrere bene il periodo natalizio all'insegna della musica. Ho qui un ospite in studio che vado subito a presentarvi. Si tratta di Marco Simeoni, consigliere appunto della Consulta di Treviso ASAC. Grazie e ben trovato qui nei nostri studi. Buonasera a tutti e grazie ovviamente a te Federico e alla Tenda TV per questa collaborazione, per questa bellissima iniziativa che ormai portiamo avanti da 3 anni e che speriamo di portare avanti ancora ovviamente all'infinito, oserei dire. Ce lo auguriamo, auguriamo. Allora, prima di andare con i brani appunto che andremo a proporvi, andremo ad ascoltare, io chiederei appunto a Marco Simeoni di raccontarci quella che è l'attività di ASAC. Appunto magari non tutti sanno che cosa fa questa associazione. ASAC è appunto, come hai già giustamente anticipato, l'associazione per lo sviluppo delle attività corali nella nostra regione. In tutta Italia ogni regione ha almeno un'associazione che si occupa appunto proprio di questo, di aiutare i cori organizzando attività, creando aggregazione, creando comunicazione, e tutte fanno capo poi alla federazione nazionale che è Feniarco. La regione Veneto è una regione ricca di cori, di coralità, viva, e questo lo sappiamo sia per i cori di tradizione popolare, di ispirazione popolare, ma non solo. C'è molta vivacità nei cori misti, anche nei cori giovanili e voci bianche, come anche sentiremo poi nei brani che appunto proporremo tra poco. E tra le varie attività che propone ASAC ci tengo anche a citare i corsi di formazione, perché la formazione non solo dei cori ma anche dei loro direttori è importante per permettere appunto la crescita. Una iniziativa in particolare che ci tengo a citare è Coroland, che è una iniziativa mirata per il canto nelle scuole primarie. È già il secondo anno, quest'anno, che questa iniziativa appunto ha preso piede, verrà proposta sicuramente ancora il prossimo anno, e di questa iniziativa voglio ringraziare tantissimo la mia collega consigliera Elisa Gastaldon, che appunto è la coordinatrice di questo progetto. Ed è importante perché il canto nella scuola è fondamentale, non tanto per dare poi linfa ai cori ovviamente quando questi ragazzi poi cresceranno, ma il coro è un ottimo esempio di piccola società, e farlo già nelle scuole sicuramente è una cosa molto importante, non solo per la musica in sé ma proprio anche per la società di per sé. Ecco, voi vi spendete proprio, posso dire, per appunto promuovere le attività dei cori e per promuovere proprio i cori in se stessi. Dicevi appunto tu pochi istanti fa, il coro è una piccola società. Non è sempre facile però portare avanti un coro, avere la costanza. Adesso non rientriamo nei soliti discorsi, sappiamo che gli anni del Covid sono stati particolarmente difficili, a maggior ragione per i cori, ma anche in una situazione normale portare avanti un coro non è facile, giusto? Assolutamente, è un'attività complessa, come lo può essere in realtà qualsiasi attività nella quale c'è aggregazione, anche nello sport ovviamente, ma soprattutto dove c'è amatorialità, perché ricordiamoci che in Italia in particolare le realtà corali si fondano
sulla buona volontà e sulla amatorialità di persone che poi oltre alle prove fanno tutt'altro. Tante volte anche i direttori stessi, io per primo, sì, ho studiato musica, ho il mio bel diploma, ok, ma poi nella vita faccio tutt'altro. E quello che io dico tante volte ai miei coristi e che mi sento di dire a tutti i coristi, quando si entra in sala prove bisogna trasformarsi. Cambia tutto, si entra in un ambiente dove sì, bisogna mettere impegno, bisogna dare ovviamente il massimo, però bisogna lasciarsi fuori tutto quello che è un po' il lavoro, la stanchezza, eccetera, eccetera, perché veramente anche il fatto di stare insieme, cantare insieme, contribuisce a qualcosa davvero di bello. E poi si canta, che è una cosa meravigliosa, si canta insieme, un po' quel concetto della piccola società che dicevo prima. Il discorso del Covid, sono felicissimo di dire, e sicuramente tutti saranno d'accordo, che nel 2023, già l'anno scorso potevamo farlo, ma questo 2023 qua possiamo ufficialmente dire che è tornata veramente la vivacità della musica corale, i concerti, ma non solo per la musica corale, in generale, si è tornati di nuovo veramente in pista con le attività concertistiche, quindi possiamo davvero lasciarci alle spalle acciacchi di stagione a parte ovviamente che ci sono stati, ma insomma, non ci hanno impedito di continuare a fare concerti, quindi sono molto contento che possiamo lasciarci alle spalle insomma quel brutto periodo. E poi ci auguriamo che questo invece 2024 che è appena cominciato possa essere veramente portatore di non solo, come dicevamo prima, un consolidamento magari delle attività corali, ma anche portatore di nuove iniziative, nuove idee. Insomma, sappiamo che il mondo dei cori è sempre molto, molto vivace. Ecco. Marco, direi che se sei d'accordo è giunto il momento di andare con i brani, perché questo momento così che fa un po' da sintesi appunto a questa nostra iniziativa che vi abbiamo proposto a partire dalla vigilia di Natale, giorno dopo giorno, sui nostri canali social, sul nostro sito, un brano di un coro diverso. Appunto ASAC ha chiesto ai propri cori associati di fornire un video registrato in occasione di concerti, in occasione delle prove, eccetera, eccetera, di un brano particolarmente significativo per questo periodo, che ci possa aiutare anche a entrare proprio nella dimensione natalizia. E quindi questa trasmissione di oggi fa un po' la sintesi, e io quindi lascio subito il microfono a Marco Simeoni, che ci racconterà i primi brani che andremo ad ascoltare in questo 2024, insomma, di Se cantassimo il Natale. Grazie Federico. Allora, quest'anno abbiamo ben 10 brani, quindi il trend si sta mantenendo comunque molto alto, e sono anche contento di dire che se avevamo cominciato il primo anno con brani soprattutto fatti in modalità virtual choir o simili, ormai da 2 anni invece abbiamo proprio esecuzioni dal vivo, certo. Quindi questa è sicuramente una cosa molto positiva. Cominciamo con il coro Le Sorgenti di Varago, diretto da Marco Simeoni, con Ding Dong, che sostanzialmente è un medley di 2 carol natalizi. A seguire la Corale dei Laghi, diretta da Pierangelo Callesella, con un bellissimo brano del compositore italiano Giovanni Croce, Cantate Domino. Poi sarà la volta di un coro femminile, il coro Chiara Genziana, diretto da Maria Campagnaro, con un bellissimo e dolcissimo brano del compositore bellunese Manolo Darold, Puer Natus Est. Dopodiché un coro giovanile, il Petri Choir, in collaborazione col coro Sing Over Sound, diretti da Marco Simeoni nuovamente, in un brano che è Carol of the Bells, nell'arrangiamento celebre del gruppo vocale internazionale Pentatonix. E poi, per chiudere questa prima carrellata di brani, andiamo con Le Voci Bianche, un bellissimo coro che è il coro Note di Colore, diretto da Sabrina Zanette di Anzano, con la celebre versione di Cristina D'Avena del altrettanto celebre brano Jingle Bells Rock. Buon ascolto. Buon ascolto. Oh
Rieccoci in studio. Se cantassimo il Natale, i brani che ci hanno accompagnato nel corso del Natale 2023 e adesso in questi primi giorni dell'anno andiamo a fare un po' una sintesi proponendovi in sequenza tutti i brani dei cori del nostro territorio. Siamo qui in compagnia di Marco Simeoni. Prima di andare avanti con i prossimi brani ti chiedo, allora, abbiamo detto che insomma non è facile gestire un coro, dirigere un coro, cosa sta dietro? Perché magari noi così che fruiamo, che facciamo da spettatori, che abbiamo visto anche con piacere questi video, non ci rendiamo conto magari del backstage, di quelle che sono le prove, la preparazione, ma ancora prima la scelta dei brani magari. Allora, cosa sta dietro? Cosa vuol dire? Siccome abbiamo visto che il tuo nome è ricorrente, insomma, dirigi diversi cori, cosa vuol dire dirigere un coro, Marco? Allora, tutto comincia da uno studio ovviamente che è personale, casalingo ovviamente, cioè a casa si studia la partitura, perché alla fine quello che si vede in concerto, cioè il gesto del direttore, che poi la cosa bella è che ogni direttore ha il suo gesto, certo, e questo si riflette sul coro, ma anche sul pubblico, perché comunque c'è anche l'aspetto scenico ovviamente del direttore. Certo. Il gesto è l'ultima cosa che arriva. È proprio l'ultima, perché prima c'è lo studio, il direttore deve conoscere le parti, deve capire le difficoltà, deve fare a volte le tracce quando può per i coristi, in modo che anche loro possano arrivare a prove magari già con le tracce studiate, e dopo c'è la prova. E la prova bisogna assicurarsi che le sezioni sappiano le parti, poi cominciare a metterle assieme, sistemare e anche poi metterci un po' quella che è l'interpretazione, perché comunque un margine di interpretazione c'è sempre, e questo è il lavoro più grande, cioè il lavoro delle prove è il lavoro proprio più grande in assoluto. Pensate che a volte, in base a come il brano viene montato in fase di prove, il direttore deve tornare di nuovo a studiare il brano, perché si rende conto che magari alcune scelte che ha fatto, alcune cose non vanno benissimo, quindi bisogna tornare un'altra volta a studiare, a riprendere decisioni, a trovare compromessi, insomma non è proprio banale. Poi arriva il concerto, e il concerto il direttore deve giocare al risparmio, soprattutto secondo me, almeno col gesto, per dare quelle minime indicazioni al coro perché possa appunto fare musica. Alla fine il direttore è solo un tramite tra la musica scritta e il coro, perché i veri protagonisti sono proprio i coristi che manderanno tutta l'emozione del brano, del canto, a chi appunto sta ascoltando in quel momento. E nel momento in cui appunto si fa l'esibizione, eccetera, eccetera, dopo qual è il ritorno che arriva non solo ai coristi ma anche al direttore, insomma? Allora, l'applauso è sempre qualcosa di graditissimo e ovviamente riempie di gioia, soprattutto quando i coristi per primi sono consapevoli di aver fatto una buona esecuzione o comunque di averci messo il cuore. Credo anche fermamente che le presentazioni debbano essere qualcosa di estremamente efficace, perché il pubblico non deve essere mai passivo nei concerti, deve essere attivo. E un buon modo per renderlo attivo è o fare dei brani dove puoi coinvolgerlo, e dopo ce ne sarà uno appunto dove riusciremo a coinvolgerlo attivamente, ma anche la presentazione che venga fatta da un corista, dal direttore stesso, non importa, deve portare il pubblico già dentro al brano prima ancora che venga eseguito. Allora il pubblico si sente coinvolto e allora ancora di più ti ringrazierà alla fine. Però bisogna dirlo questo, Federico, Allora, qua lo dichiaro, non invitatemi ai concerti come con i miei cori, se non c'è il terzo tempo. Cioè il terzo tempo è la vera motivazione, scherzi a parte, è una parte importante che è quella del terzo tempo, cioè dopo un concerto ritrovarsi ancora tra cori, col pubblico, in base a come ci si organizza, a brindare, a cantare ancora, a scambiarsi pensieri e quant'altro, oppure come nel caso del Natale appunto gli auguri. Gli auguri, ecco, certo, però il terzo tempo mi raccomando è fondamentale perché io piuttosto dico di no. Esatto. L'ho dichiarato, quindi adesso si sa. Esatto, molto bene, molto bene. Allora, siccome i nostri telespettatori sono qui per ascoltare i brani, andiamo con il secondo blocco appunto di brani
bene di Se cantassimo il Natale. Assolutamente sì, e ripartiamo con il coro Chiara Genziana, che quest'anno ha mandato ben 2 brani e di questo li ringraziamo molto. Un brano del compositore friulano Marco Maiero per 4 voci femminili che è Ninna Nanna, chissà dov'è. Poi un altro coro di voci bianche, il coro Magiche Note di Volpago di Montello diretto dalla collega, consigliera Elisa Gastaldon, un brano di Mark Burrows o Lux Beatissima, un brano che parla proprio di luce, il Natale è luce. Dopo gli amici Gli Sconcertati di Vittorio Veneto diretti da Andrea Mazzer con il brano The Word for Christmas, un brano che sostanzialmente vuole esprimere il desiderio di salvaguardare il nostro mondo e di essere affettuosi verso gli altri. Poi il coro Col di Lana featuring il DAC, la sezione femminile del gruppo vocale D'Altro Canto, con un brano famosissimo, Tu scendi dalle stelle, che pensate ha origini napoletane nel 1700, in questa bellissima versione del maestro Mario Lanaro. Il brano è di Alfonso Maria de Liguori. E infine il coro giovanile Sing Over Sound con la versione originale di Jingle Bells, ovvero One Horse Open Sleigh, composta da James Pierpont e diretta da Marco Simeoni. Grazie a tutti e buon ascolto. Dentro la risacca dell'universo
Ben ritornati in studio. Se cantassimo il Natale, abbiamo sentito anche l'ultimo brano di questa rassegna virtuale che ha riunito le realtà corali del nostro territorio in questo appunto concerto virtuale. Marco, siamo in chiusura di questo tradizionale ormai appuntamento, però so che ci sono tanti ringraziamenti da fare. Sicuramente ci tengo a ringraziare appunto Elisa Gastaldon di nuovo, che è la collega consigliera per quanto riguarda la consulta di Treviso, oltre che ringraziare ovviamente tutta ASAC nel suo direttivo e nella sua organizzazione e per il sostegno che dà anche appunto alle singole province, tra cui alla nostra. Voglio ringraziare tantissimo Sabrina Carraro, che è la coordinatrice per la nostra consulta, e infine ci tengo a augurare a tutto il mondo corale di Treviso, della nostra regione, ma di tutta Italia, un 2024 prospero di attività, e state sintonizzati perché comunque ASAC continuerà a proporre ancora nuove attività, quindi seguiteci e speriamo di continuare appunto a proporre cose belle e di poterle fare assieme, che è la cosa più importante. Certamente, certamente. Marco, io ti ringrazio per essere stato qui nei nostri studi e andiamo quindi a chiudere questo appuntamento di Se cantassimo il Natale, questo progetto che ormai da qualche anno portiamo avanti insieme, ASAC Veneto, Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali, in particolare la Consulta di Treviso e la Tenda TV. Quindi grazie Marco per essere stato qui con noi, anche portavoce di ASAC in questa circostanza. Ovviamente a tutti i cori, ma anche a tutti i nostri telespettatori, i migliori auguri per questo nuovo anno, per il 2024, che come dicevamo possa essere portatore di tante iniziative, tanti progetti per la coralità del nostro territorio. Grazie a tutti voi per averci seguito, continuate a seguire la Tenda TV, ovviamente su tutti i nostri canali social, sul nostro sito www.latendatv.it e anche sul nostro canale in HBB TV, sul canale 19 per tutte le smart TV, cioè le smart TV connesse a internet. Premete la freccia verso l'alto sul vostro telecomando e potrete vedere la nostra emittente comodamente dal vostro televisore di casa, appunto in maniera molto molto semplice. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.